Sto giù, ma tu non ci sei più giù, e tu non ci sei, non c'è più pietà ormai. Allora, io arrivo da un paesino in provincia di Napoli che si chiama Monte di Procida, che è di fronte all'isola di Ischia e Procida. No! All'età di 14 anni, quando premettendo che io a ottobre, non mi ricordo neanche, a ottobre faccio 61 anni, a quei tempi si ascoltava Morandi, Rita Pavone, quella gente lì, no? Quando pulserà, batterà mai! A un certo punto è arrivato un nostro amico un po' più grande che lavorava sulle navi e ha portato un 45 giri di un certo Elvis Presley. Il brano mi ricordo che era Jailhouse Rock e da allora è scattata questa magia. Allora cosa fai? Dove stai? Allora? È scattato questo amore per il rock che poi con gli anni è andato avanti, sono arrivati i Beatles, gli Stones, Hendrix, è arrivato l'hard rock, le Zeppelin, di Purple, e questo amore ancora oggi è ancora più grande, è un miracolo, io lo chiamo un miracolo, questo è veramente il rock and roll del miracolo. Per quanto riguarda la televisione è stata una roba per caso, anche perché io non vado in televisione a fare l'ospite, io vado in televisione a mandare a fare in culo la gente. Dio, amico Dima. Quando anche vado in giro trovo dei ragazzi che mi fermano solo perché mi hanno visto su Rock TV, gli dico andate ad ascoltare anche la mia musica, che per me è molto più importante. E io poi le cose che dico in televisione le dico anche nei testi delle mie canzoni. Il problema è che purtroppo quelli che fanno un certo tipo di televisione lo fanno perché lo vogliono fare, e quello è il grosso problema. Io effettivamente sull'album nuovo Buonasera ci sono io che sparo a un televisore, nonostante io faccia televisione, però io penso che la televisione che faccio io non sia la solita, c'è altra gente che la fa. Il primo concerto importante che mi ha segnato sono stati Jethro Tull a Milano. Allora, se voi volete diventare i musicisti, quelli che lavorano con uno spartito davanti, che fate gli operai della musica, questo diventa un lavoro, ma la musica, la passione, la magia della musica, che non è solo il rock, è poter fare delle cose vostre, perciò divertitevi, usate la musica come un hobby, come ho fatto sempre io, che per fare musica ho lavorato 35 anni in fabbrica a scaricare camion, nonostante le offerte che ho avuto, perché la musica vi regalerà un sogno. Io se non era per la musica sarei diventato uno spacciatore o un ladro sicuramente. Oh, una cosa che ci tengo a dire, no? Visto dopo la storia di Morgan, siccome sono sudato come una bestia, la gente magari pensa che sono drogato. Invece ragazzi, un minuto fa stavo giocando a pallone. No, ci tengo a dire sta cosa. FVG Tube, you rock. Grazie a voi. Tranquillamente stai per pensare a noi, allora grande come sei, puoi pensare a noi, allora Dio, dimmi se ci sei.